que é justo continua a praticar a justiça, que é santo continua a santificar-se. Ecco, io vengo presto, il mio premio è con me, per rendere a di uno secondo ciò che sarà la opera sua. Io sono l'alfa, l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per la porta nella città. Fuori i cani, i malvagi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama pratica la menzogna. Io, Gesù, ho comandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nella Chiesa. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo Spirito e la sposa dicono, vieni, e chi onde dica, vieni, e chi ha sete dica, vieni, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io declaro a di uno che ode le parole delle profezie di questo libro che, se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio mandarà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalla parola di questo libro, di questa profezia, Dio toglierà della sua parte dal libro della vita e della santa città e delle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, sì, io vengo presto. Amém. Se viene il Signore Gesù. Amém? E eu, quando lego queste passaggi, no, mi ricordo sempre di mio nonno, che quando lui predicava la parola di Dio, lui era un po' pesante nella parola di Dio, amém? E lui, quando predicava, sembrava che lui era João Batista, no? Raça di víbora. Lui, le sue parole erano un po' pesanti, no? E dice qua, beato quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per la porta della città. Fuori i cani, i malvagi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica le menzogne. Amém? E mi fa ricordare anche mio padre, perché sono cresciuto in due modi diversi, no? E mio nonno era più severo nella parola di Dio. E mio padre era un po' più calmo, lui sembrava João, no? E apóstolo amato di Gesù. E quando sentivo meu padre predicava, sembrava João. Filhinho, se pecais, c'è il consolatore, basta chiedere perdono, no? E mi fa ricordare, no? Che loro ce l'avevano il suo modo di predicare a Dio. Mio nonno e mio padre, due opposti diversi. Uno era più rigidi e mio padre era sempre più calmo. Anche in casa, lui, quando parlava piano, tranquillo. È stato e è, perché ancora è vivo, un padre buono. Amém? Non lo so se alcuni di fratelli hanno conosciuto lui, perché 2 anni fa lui è stato qua, no, pastore? Secondo me ha dato una parola, no? E mi fa pensare chi sarò io per Dio, no? Come devo predicare la parola di Dio. E in questi pensieri mi leva a Efesini, no? Che Paolo spiega come dobbiamo essere a pregare la parola di Dio. Apriamo la Bibbia in Efesini, fratelli. Efesini 6, da 10 a 20. Vai trovare qua, eccoci. Chi può leggere in Efesini capitolo 6, dai 10 ai 20, amém?
Chi può leggere per noi? Amém? Que possiamo essere firmi nella parola di Dio, che possiamo essere, come Paolo ha detto, no? Saldo, essere esempio per gli altri. Amém? Se volete vi sapere come predicare la parola, basta leggere questi testi, no? E praticare, così Dio darà le parole a voi. Amém? Passo ora la parola ai pastori. Alleluia. Pace a tutti, fratelli. Gloria al Signore. Che meraviglia essere qui stamattina con voi per lodare al Signore, Lui che è degno di lode, di onore, sapendo che i tempi non sono facili, ma il Signore ci ha chiamato ad annunziare in ogni tempo, e nel testo che il nostro diacono ci ha trasmesso stamattina ci parla proprio di annunziare rivestiti da un'armatura. Questo vuol dire che sarà sempre un tempo di combattimento spirituale, un tempo dove vediamo molte volte in una guerra purtroppo si vede i deceduti, è vero o no? E purtroppo vediamo i deceduti e camminiamo anche su questa valle, una valle di ossa, dove se noi concentriamo la nostra attenzione o rivolgiamo la nostra attenzione a queste ossa, noi ci scoraggiamo perché vediamo attorno a noi questo esercito deceduto, caduto. E come fare? Guardando destra, sinistra, quelli che un giorno camminavano, che non camminano più, sono per terra, e pensare che può essere noi, è vero o no? Può essere noi, ma il Signore per la sua grazia e misericordia ci mantiene, perché abbiamo deciso, come Davide, una cosa ho chiesto al Signore. Davide non solo ha chiesto, ma lui ha detto: una cosa ho chiesto e questa la cercherò,
lui non ha detto solo che aveva la voglia, ma ha detto che aveva la voglia e era pronto a cercare. E noi abbiamo bisogno di avere non solo voglia, io ho voglia di servire il Signore. E noi quando evangelizziamo, quando facciamo una visita, vediamo quelle persone che piangono, che desiderano la preghiera, che si rallegrano con la visita del pastore, del ministro, dell'operaio di Dio, ma non hanno forza per seguire avanti, perché hanno desiderio, ma non sono pronti, perché per camminare bisogna rinunciare. Gesù ha detto: chi vuole venire dietro me, rineghi se stesso, prenda con sé la sua croce e dopo seguitemi. Lui ha detto così. Quindi il desiderio è grande, ma la disponibilità per fare è poca. E per servire Gesù ci vuole questa prontezza di dire: Signore, sono pronto a rinunciare tutto per seguirti. Gloria al Signore, gloria a Dio. Fratelli, vorrei portarvi buone notizie, buone novelle del campo missionário. Stiamo iniziando l'anno, oggi è la mattina missionaria, come abbiamo previsto. Abbiamo fatto una settimana di preghiera online. Io ho sentito la mancanza di tanti fratelli, perché se è di persona non possiamo venire perché c'è questo problema, c'è quell'altro, ci sono tanti problemi. Online non so qual è la giustificazione di non partecipare, ma è questo che ho detto. Molte volte noi abbiamo desiderio, ma non abbiamo la prontezza, e abbiamo bisogno di essere pronti a cercare il Signore, alzarci a cercare il Signore, perché i tempi non sono facili, non sono facili. E Satana, come sta ingannando a molti, vuole ingannarci pure. Lui non vuole che noi arriviamo alla pienezza, alla piena conoscenza della grazia del Signore. Eu ho sentito la mancanza di tantissimi fratelli nella preghiera, perché eravamo 25, quasi 30, ma potevamo essere molto di più, perché 30 siamo qui, no? E quindi se fossimo tutti qua, lì, più quelli delle altre basi, eravamo molto, molto di più. Comunque abbiamo fatto una settimana di preghiera. Oggi è nostro culto di primizia, e avevo proposto lì nella preghiera che oggi noi portassimo un'offerta, ma non solo un'offerta come quella che portiamo al solito in contanti o con la carta, ma una scatola con dentro i nostri cuori, che noi possiamo oggi arrendere la nostra vita al Signore, dicendo: Signore, ecco qua, io voglio quest'anno consacrare la mia vita a te, io voglio rendere la mia vita a te per completa. Gloria al Signore. E vorrei già dire ai fratelli che noi avremo un cambiamento questo anno. Non ho parlato con i fratelli operai né con nessuno, perché è una decisione particolare mia, e a volte il pastore ha bisogno di decidere qualcosa così, di questo modo. E sto vedendo che è molto buono dopo il culto riunirci per mangiare, stare insieme, fare l'agape, ma sta diventando pesante per noi, perché è un accumulo di cose per poche persone, e quindi quest'anno noi non avremo tutte le domeniche più l'agape. Quindi noi faremo solo nella domenica della Santa Cena. Quindi nella domenica che sarà la cena del Signore, dopo la cena del Signore avremo nostro pranzo in comune, ok? Nelle altre domeniche non avremo, dopo ognuno va a casa. Se volete andare al ristorante con la famiglia, andate,
dove volete andare, andiamo. Non ho parlato con il nostro diacono, non ho parlato con Neuma, ma è stata una decisione mia. Se qualcuno deve rimanere arrabbiato, per questo non ho parlato con nessuno, per non dire, è per causa di quello, è per causa mia. Quindi se qualcuno vuole rimanere arrabbiato, rimanga con me, perché ho deciso io così, e noi concentreremo le nostre forze a fare ciò che il Signore ci ha detto di fare. Quando avremo una squadra grande, impegnata, coinvolta, tutti coinvolti, allora possiamo fare di nuovo, ok? Ma per ora noi faremo solo nella scena del Signore, d'accordo? Quindi non dovete avere con nessuno. Se dovete avere con qualcuno, avete con me, va bene? È una decisione che ho pregato molto, ho pensato molto e avevo necessità di risparmiare la squadra che lavora con me, perché loro sono in pochi e lavorano molto e ho bisogno di dare a loro più tempo per fare quello che è necessario fare, che è importantissimo. Non che il pranzo non sia, ma dentro delle attività che abbiamo dovuto scegliere alcune da continuare, altre da non continuare. Come il pacco noi facevamo tutte le settimane e ho ridotto per 2 volte al mese. E così non è che la Chiesa sta chiudendo, no, è che noi stiamo sistemando per avanzare. Avanzare perché non mi importa se siamo 50, 100, 1000. Io lavoro con 10 come se fosse con 10.000, non importa. Io predico la parola qua come se fosse in un campo grande con 10.000 persone. La parola che predico qui, predicavo in Brasile, predico in qualsiasi posto. E lo stile è lo stesso. Quando vado in Svezia è lo stesso stile, non cambio niente, perché per me è quello che il Signore opera. Quindi come dobbiamo concentrarci a evangelizzare, a fare delle visite, quindi noi oggi avremo il pranzo, perché non volevo dire andiamo a casa e non avremo oggi. Oggi avremo il pranzo, ma è l'ultimo pranzo di questo mese. Il mese prossimo solo nella domenica della cena, fino a dicembre, ok? E così noi ci organizzeremo e faremo già durante il mese chi può fare questo, chi può portare questo, chi può portare quell'altro, e non sarà pesante per nessuno. Non è che faremo nella domenica della cena e un farà come sta facendo adesso, no. Allora tutti possono organizzarsi per portare qua, abbiamo la cucina, si riscalda, si fa tutto e noi faremo insieme, perché l'opera non può essere fatta per uno, dobbiamo fare tutti insieme. Se siamo 10 facciamo 10, se siamo 2 facciamo in 2, ma se siamo 10 non possiamo fare in 2, dobbiamo fare in 10. Amen? Gloria a Dio, gloria al Signore. Mettiamoci in piedi. Settimana scorsa non ero qui perché ero a Belluno, ho visitato il campo missionario là a Belluno, nella nostra base missionaria, e sono rimasto con la famiglia missionaria, Pastor Vitor e la missionaria Giuliana. Abbiamo visitato la nostra stazione missionaria a Agordo, una sorella di Belluno, abita 40 minuti di distanza di Agordo, e di Belluno, 40 minuti di distanza di Belluno, sulle montagne ghiacciate, e Dio ha benedetto, lei ha comprato casa che c'è una mansarda grande su, e quella mansarda lei ha ceduto per fare il culto, riunire le persone di zona, e per ora sta riunendo la sua famiglia, ma poco a poco, quando il tempo migliora, perché le persone di sera per
andare là è un po' complicato perché è molto molto freddo. Siamo arrivati là, faceva -6. E quindi immaginate dire alle persone di uscire di casa per il culto evangelistico lì, persone che non conoscono Gesù, non sto parlando di credenti, perché il nostro intuito non è di togliere persone di chiesa. Se tu sei di là di quella chiesa, cresci là. Se tu sei di quell'altra, cresci là. Se tu sei qui, cresciamo qui. Amen? Noi siamo qua per evangelizzare, portare gente che non conosce Gesù alla pienezza della conoscenza. Glória al Signore. Quindi siamo stati a Agordo, è stato un culto molto meraviglioso. Nel sabato abbiamo partecipato del culto della Cena del Signore a Belluno, nella nostra sede a Belluno, e la domenica sono andato con Priscilla a Legnago, nostra base missionaria a Legnago, e abbiamo fatto anche la Cena del Signore a Legnago. È stato bellissimo il culto e la Chiesa segue camminando con molta difficoltà. Abbiamo molta difficoltà, ma non solo qui, in tutte le basi missionarie. Affrontiamo momenti difficili, ma questi momenti non ci fermeranno, perché noi siamo convinti di chi ci ha chiamati a fare la sua opera. Amen? Quindi preghiamo per il nostro campo missionario, sia in Italia, le chiese che sono a Belluno, la stazione missionaria a Agordo, a Verona, Legnago, preghiamo per Scandici, preghiamo per qui per la base, per la sede nazionale, preghiamo per la nostra base a Pisa, che anche abbiamo buone notizie questa settimana, nel culto di giovedì, che noi stavamo andando lì ogni giovedì per fare il culto con loro, il Signore sta mandando già un gruppo di adolescenti, si stanno riunendo. Quindi pregate, se Dio vuole, giovedì voglio stare là con loro, se Dio mi dà la salute. È quello che ho detto, io metto la mia agenda davanti al Signore e vado. Ma so che quando non ci sono qui, l'opera continua. Abbiamo un uomo di Dio con la sua famiglia e con tutti i fratelli di Dio che hanno convinzione della chiamata. Ci sono persone che dondolano, ma ci sono altri che sono proprio piantati. Amen? E questi che sono piantati fioriranno, perché è biblico questo. Il giusto fiorirà come la palma e crescerà come il cedro. Quindi le persone si spaventeranno con ciò che Dio farà nella tua vita, dentro la tua casa, perché tu sei piantato, tu non sei dondolante, tu sei piantato, stabile. Amen? Glória al Signore. E a Monte Scerboli continuiamo con il nostro lavoro missionario. La missionária Jamile sta facendo lì l'opera missionária insieme alla famiglia missionaria, Marco e Denisa, evangelista Marco, la missionária Denisa, e con i bambini. Preghiamo perché il Signore possa mandare aiuto a lei. E come ho detto, abbiamo un proposito quest'anno. Ho detto: Signore, io voglio fare la patente della Jamile, perché lei assiste due basi, Pisa e Scandici, o Pisa e Monte Scerboli, e ha bisogno di guidare, perché è lontano e lei passa quasi 6 ore dentro un mezzo, prendi 2 autobus per arrivare a Pisa, che in macchina tu fai 1 ora, e quindi lei passa quasi 6 ore per arrivare di una chiesa all'altra, perché esce la mattina presto, si ferma in un posto, aspetta tante ore quell'orario di passare quell'altro autobus per andare là. È molto lontano di auto, facendo con l'autobus. Quindi preghiamo, abbiamo dato già un passo, siamo riusciti a fare il pagamento della sua tessera sanitaria, perché non si può fare la patente senza la tessera, perché deve fare tutte le visite per la tessera, per la patente. Quindi abbiamo fatto già questo passo. Lei lunedì andrà a fare la tessera sanitaria e a fissare tutte le visite,
e preghiamo perché possa andare bene questo primo passo. Altri passi noi faremo piano piano, perché bisogna un sacrificio. Noi non facciamo solo per la missionaria, noi facciamo per lei e per l'opera del Signore là, perché sappiamo che lei sarà utile come sta essendo con quello che avrà. Quindi un passo abbiamo fatto. Amen? Gloria al Signore. E vorrei spingere i fratelli di continuare servendo il Signore. Abbiamo diverse responsabilità com affitto, com boleta, com tante cose, ma so che il Signore ti benedirà, e tramite la benedizione che tu riceverai, tu benedirai la Chiesa, perché il Signore benedice la sua Chiesa tramite il suo popolo. Amen? E io so che tu sarai di benedizione per la casa del Signore, nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Quindi preghiamo per il campo missionario e la missione all'estero, a Mozambico, Kenya, Svezia e Albania. Quest'anno noi abbiamo questo impegno missionario con queste 4 opere all'estero. Pastore Antonio, la missione in Svezia, che per questi giorni sarò lì a visitare la missione in Svezia, e anche in Albania. Questo primo semestre ho bisogno di fare queste visite e continuare l'opera che il Signore ci ha dato in mano per fare. Amen? Gloria al Signore. Vorrei invitare la nostra sorella Neuma per fare questa preghiera, presentando al Signore la missione, i missionari e tutto il campo missionario e anche gli offerenti. Pregate anche per il nostro progetto, che è la nostra associazione Amore in Azione, che prima era solo il progetto Non Sei Solo, adesso è la nostra associazione Amore in Azione. Piano piano vedete questo cambiamento e sarà più presente la logo, il nome che il Signore ci ha dato per gestire i progetti sociali della Chiesa. Quindi pregate per la nostra associazione Amore in Azione, per la classe di italiano, per la distribuzione del pacco alimentare e tante altre attività che svolgiamo tramite l'opera sociale. Con la pace del Signore, preghiamo. Signore, in questo momento, Signore, ci hai dato questa opportunità di essere, Signore, a casa tua. Noi preghiamo, Signore Gesù Cristo, tutte queste richieste di preghiera, Signore. Signore, preghiamo una base missionaria, Signore. Signore, e sia, Signore, nel nostro ministero, come tutti quegli altri, Signore, che esistono in Europa. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore venga a essere la forza di ognuno, Signore. Il Signore venga, Signore, fortificare, Signore, la vita di ogni fratello, di quelli, Signore, che stanno davanti. Signore, noi sappiamo che non è facile, Signore, perché un essere umano, Signore, è fallo. Signore Gesù Cristo, tante volte, Signore, non hanno questa voglia di aiutare la tua opera. Tante volte, Signore, noi spendiamo soldi per tante cose, Signore. Tante volte abbiamo Netflix, tante cose sul telefono, tante cose, tante spese, Signore, e non abbiamo nemmeno il tempo di guardare, di stare lì, ma quelli soldi ogni volta, ogni mese va via, Signore, e na tua casa, Signore, noi abbiamo questo cuore aperto, Signore, per benedire la tua opera. Il Signore possa aprire la visione, Signore, del tuo popolo, e loro possono avere una responsabilità, Signore, di stare aiutando la tua opera per andare avanti, Signore. Non è per noi, ma è per te, Signore. È la tua parola che noi portiamo avanti, Signore. La parola che cura, la parola che fa miracoli, Signore Gesù Cristo, che dà la salvezza, Signore, e noi possiamo avere, Signore, il nostro cuore, nella nostra mente, questa voglia di fare la tua opera, Signore.
Signore, io ti prego per i missionari, Signore, e Signore possa estar dando la forza, la sapienza, aprendo, Signore, la sua mente, Signore Jesus Cristo, dando estratégia, Signore, ao teu popolo, Signore, quelli che magari sono deboli, Signore, não ela fanno più, il tuo Spirito Santo possa essere, Signore Jesus Cristo, in questo momento, la loro forza, Signore, dale le forze, Signore, per continuare avanti, não fare, Signore Jesus Cristo, não permetta che l'inimico venga a mettere, Signore Gesù, nessun tipo di debolezza nel loro cuore, nel loro obiettivo, Signore, ma che loro possano andare avanti, guardare a te, Signore, guardare le tue promesse, Signore, le difficoltà arriveranno, ma quando noi abbiamo la certezza, Signore, di andare avanti, quando noi abbiamo la certezza, Signore Gesù Cristo, che stiamo sendo direzionati per te, e il Signore sta sendo, Signore, la nostra base, Signore, noi andiamo avanti. Io ti prego, Signore Gesù Cristo, metti per terra ogni furia do inimigo, Signore, un pensamento negativo, Signore, in nome di Gesù Cristo, e il Signore possa benedire, Signore, una chiesa, tutti quelli, Signore, che hanno la voglia di fare e possano riuscire, Signore, a fare la tua volontà, Dio. Oh, Signore Gesù Cristo, perché, Signore, possa avere anima, Signore Gesù, e venga a rendere ai tuoi piedi, e vengano conoscere, Signore, tramite questa opera. In nome di Gesù, Signore, benedice, Signore, ogni ofertante, Signore, nella tua casa, Signore, come già detto, che loro possono avere, Signore, questa responsabilità, Signore, di stare benedendo, perché noi sappiamo che loro saranno benedetti, Signore, in nome di Gesù Cristo, amen. Glória a Dio, fratelli. Mentre noi lodiamo al Signore, facciamo le nostre contribuzioni per l'opera del Signore, servendo al Signore con gioia. Alleluia. Lodiamo al Signore. Vorrei chiedere al nostro diacono di servire la Chiesa facendo la raccolta delle decime e delle offerte. Vorrei ringraziare il Signore per tutto che Lui ha fatto fino adesso e farà ancora. Che il Signore ti benedica e che il Signore faccia prosperare la tua vita in ogni area per la sua gloria. Saluto a tutti con la pace del Signore. Alleluia. Possiamo metterci in piedi? Alabamos a Dios con nuestros hermanos en la lingua española. Amen. Approfittiamo che è culto di missione. Cantiamo un'alabanza. Sì, vale la pena. Vale la pena seguir adelante, mirando a Jesús. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Si Cristo anda conmigo, si Cristo anda conmigo, no temeré. Si Él me guarda, seguro estaré. En la angustia conmigo estará. Nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque per fuego me toque pasar, no he de quemarme, Él me ha de salvar. Si per las aguas tengo
buen Dios no me abandonará. Alleluia! Alleluia! Non importa dove dobbiamo passare, Dio è con noi, non ci abbandona. Gloria a Dio! Cantiamo insieme ancora. Sì, vale la pena. Sì, vale la pena dejarlo todo por servir a Dios. Él dará recompensa y gloria eterna a los que le sirvan. Si Cristo anda conmigo, no temeré. Si Él me guarda, seguro estaré. En la angustia conmigo estará. Nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque por fuego me toque pasar, no he de quemarme, Él me ha de salvar. Si por las aguas tengo que cruzar, Dios mi buen Dios no me abbandonará. Alleluia! Puoi dire chi è accanto a te, ma puoi dire anche a te stesso. Alleluia, Dio mai mi abbandonerà. Nella sua parola c'è scritto: non importa se devo passare per le acque, non importa se devo passare per il fuoco, Dio è con me. Sì, vale la pena dejarlo todo por servir a Dios, por servir a Dios. Aleluya. Dará recompensa in terra e in cielo y gloria eterna a los que le sirvan. Si Cristo anda conmigo, no temeré. Si Él me guarda, seguro estaré. En la angustia conmigo estará. Nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque per fuego no he de quemarme, Él me ha de salvar. Si per las aguas, Dios mi buen Dios no me abbandonerà. Fino alla fine del mondo Lui è con noi. Alleluia. Puoi applaudire Gesù, puoi glorificare Gesù. Dio è grande, è con noi. Alleluia. Alleluia. Invitiamo i bambini per la classe felice. Gloria a Dio. Preghiamo per il nostro pastore Roberto, nostro presidente, che questo mese sarà in visita missionaria nel campo missionario e lo accompagnerò mese di febbraio e lui andrà a vedere anche il campo missionario in Spagna. Preghiamo che il Signore possa guidarlo in tutte le cose. Amen. Gloria al Signore. Preghiamo per loro, per la loro vita, per il loro futuro, perché questi bambini possano crescere nella presenza del Signore. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, siamo qui nella tua presenza e vogliamo ringraziarti di questa opportunità. Grazie, Signore, della vita di ogni bambino, di quelli che sono presenti, anche quelli che non ci sono, Signore.
lo sai la causa. Purtroppo non possiamo fare noi tutto e dipendiamo anche dai genitori che hanno questa grande responsabilità di portare i suoi figli alla tua presenza, che loro possano, Signore, sempre insegnare a casa, ma insegnare anche ai figli la responsabilità di servirti, di congregare. Che il tuo nome sia glorificato in questa classe di oggi, che tu possa guidare la maestra e che il messaggio della tua parola possa rimanere nel loro cuore, non solo oggi, ma per sempre. Nel nome di Gesù, fagli crescere per la tua gloria. Amen. Gloria al Signore. Ieri ho visitato Gael, la famiglia Hernandez, e Gael è cicciottello, 4 kg e 200 grammi è nato. Mamma mia, ma bellissimo. Ho pregato lì per lui, per la famiglia, e speriamo che il primo di febbraio, che è la nostra scena, la scena del Signore, lui sia presente con la famiglia per essere presentato. Amen. Quindi preghiamo per lui, per Gael, per la mamma Caterine e Erwin e tutti i suoi fratelli Levi e Sebastian. Amen. Preghiamo per loro. Fratelli, leggiamo la parola di Dio. Vorrei condividere la parola in piedi davanti al Signore. Leggiamo la parola. Nella prima lettera di Paolo a Timoteo, dice così. Prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 12. Dice la parola: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma a misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Versetto 18 dice ancora: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Amen. Accomodatevi. Padre, vorrei chiederti misericordia e la guida del tuo Spirito in questo messaggio,
che possa arrivare a ogni cuore ciò che tu desideri per la loro vita. Che il tuo messaggio sia ecoante, possa ecoare dentro ogni persona, ma non solo come un simbolo, come una campana di risveglio, ma come potenza che trasforma.